eccoci qua. La 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 la, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Siamo qua, siamo qua, siamo qua. Siamo qua. Ciao Nicola Pardo. Ecco il piccolo Pardo. Cioè non parliamo di calcio, ve lo dico già perché parliamo solo della nostra squadra, perché sono molto molto incazzato. Sono molto molto incazzato, facciamo schifo, però basta. Quindi oggi voglio la promozione, non mi interessa, promozione e anche tranquilla, la voglio. Sì, voglio sia la promozione sia la tranquillità nella promozione. Voglio un po' tutto, scusate ragazzi. Il cume è un po' ingordo oggi. Adesso vi saluto, raga, un attimo, operazioni preliminari. Ok, ok e ok. Perfetto, boh. Allora, salutiamo qua i comendiani pazzi. Siamo già in 21, grazie. Sparo, vedo coglioni. Allora, vediamo. Dov'è la chat comendiana? Bellissimo il titolo comunque, è un titolo ricco di passione. Ok, allora, ciao Nicola, ciao Rocco, ciao Tink, ciao Massimo. Rocco, sei fuori forma, te lo dico già, eh. Ciao Riccardo, ciao Alexandro, ciao Miki, ciao Charmi, ciao Terence, hai visto che bel titolo? Ciao Ale, Nicola ancora, Anni Michael, Polema, Miki, Nicolò, Rocco, Gianni. Stai zitto come, grazie. Ciao Api, grazie, ciao Api. È tornato Api, signori. Ok, raga, direi di partire subito, non ho voglia di stare qua a perdere tempo. Guardate Eamon, però un po' la faccetta strana ce l'ha Eamon, un bell'uomo ma un po' strano però, questo è il ruolo. Miki, tanto c'è questa stagione, nella prossima su PES 18 ci saranno dei cambiamenti, tu rimani in live e non preoccuparti. Allora, cominciamo con un Zincaro fuori forma, ma può entrare tranquillamente Michelotto. Gervasi, abbiamo un Nicolò Pardo in squadra, dai, diamo un turno a Nicolò Pardo, dai, eccolo qua, il buon Pardo. E Veneziano, Bode, Andrew, Alexander, abbiamo Terence così. Ho voglia di pungolare un po' Alexandro in questo momento perché so che può star poco e quindi così almeno lo provoco, così mi rimane qua e non va a quella amorosa perché la fidanzata deve capire che la Serie A è più importante in questo momento. Vai che andiamo. Sì, cominciamo bene Zincaro. Sì, il titolo è per Terence. Ho messo anche Pardo, dov'è Pardo? Dov'è Pardo? Un caloroso saluto a tutti voi. Dov'è Pardo? Del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano Venezia. Ok, un attimo solo secondo messaggio. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Vai raga, le voglio vincere tutte. Voglio il primo posto. La partita di oggi si preannuncia interessante. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Ok, vai Tosi. Tranquillo Pardo, sei in campo adesso. Guarda, ti do subito la palla. Eccolo qua signori, Nicolò Pardo. Vai. Polemangai. Fanculo. Prova a verticalizzare. Ho già fatto una notte ragazzi, quella freddore, mamma visto che mia. l'azione era pericolosa. Tosse per fortuna di notte non ce l'ho, ma raffreddore, Gumaroni. E questo è fallo, non come ha fa? Oddio, cominciamo. No, speriamo Rocco, perché sei in una crisi senza fine, Barocco. Sei un po' porco, Barocco. Mamma mia. Subito cominciamo bene con l'arbitro. Attenzione, subito Api, l'immenso Api, The Killer B. Arma le tale vode, arma le tale vode. Il Venezia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Polemangai, una partita non attenzione, Mangai! Madonna, Terence proprio ci regalava un gol mostruoso. Un contropiede molto ben gestito. Cosa fa? Mangai, guardatelo, piccoletto, guardalo. Un nanetto, però guardate che classe il nanetto. Toc. Terence comprava una cosa un po' impossibile, però va bene. Brighi. Peccato, dai Eman, su Eman. Se il lancio arriva a destinazione. Beh, no, si emoziona Pardo. È emozionato Pardo. Pardo è sempre stato un ragazzo un po'
sensibile a queste cose. Viva il Pardo. Vai raga. Il Bode, arma letale. Attenzione, eccolo qua, Pide Killer B. Fa su il pallone. Eccolo qua, effetto Serra Terence. Pintus, Nasdaq, vai Nasdaq. No. Quando comincio a parlare tanto so alla situazione fine. spinosa, ma il suo intervento Apicella. è provvidenziale. Poteva essere un contropiede interessante. No, peccato, questo. mamma mia. Giochiamo calmi, calmi. Pallone alto e lungo sulla fascia. Vai Pardo, dobbiamo trovare un soprannome a Pardo. Ottimo intervento. Vabbè, possiamo. Intanto andiamo su il gatto Pardo. Il gatto Pardo che ci sta. Celebre film. Dai, Heyman, dai. Alice Beck, eccolo qua. Eccolo qua. Yoga Bonito. Arma letale. Paul Heyman. Paul Heyman deve decidere se tirare o passare. Preferisce tirare. Paul Heyman se la fa deviare come sempre. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ecco Mencarelli, l'uomo ordinario. L'uomo ordinario. Non fa sbagli, ma non fa neanche cose incredibili. Terence! Mamma mia. Terence sta insidiando in maniera abbastanza pesante il posto. Alexandro. Poesia in movimento. Rumeno. Iva o Eva. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Bisogna vincere, stiamo letteralmente nominando con una squadretta veramente inutile il Perugia, una squadra che sa far bene solo i cioccolatini. Michelotto, Gulliver. Arma letale Bode. Arma letale, arma letale. Prova una cosa bellissima e riesce, attenzione. Yoga Bonito, peccato. Eccolo qua Daniel, il Duca. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Attenzione Michelotto! Gulliver sbaglia di poco, attenzione Michelotto sempre più bello. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Dai raga, tutti insieme per un sogno, chiamato al primo posto. Sarebbe bello, la promozione è quasi cosa nostra, ma prova a scavalcare, non si sa mai, noi dobbiamo vincere tutte e poi sperare c'è ancora lo scontro diretto. Gervasi, Hemangai. Bellissimo, Hemangai per Alice Beck, però Alice Beck troppi elogi lo confondo una volta, purtroppo. No. Bella apertura. E l'ape, guardate, l'ape assassina. L'ape api. Quando sei in Terence, numerica, devi buono essere Terence, preciso, non puoi per gravità zero troppo, cume. Non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. No. Pallone dentro. Ottimo disimpegno, fondamentale. Non si può dire certo. Ragazzi, che questo fosse un cross da manuale. comunque anche io ho un progetto, solo che ho bisogno anche della partecipazione di Heyman. Nel senso, se voi mi mandate su Telecaz, se mandate su Telegram una foto vostra del busto, cioè insomma non della testa ma del corpo, posso fare delle card personalizzate con tutti i giocatori, però ho bisogno di una foto di tutti voi. Però non solo la faccia ma anche il busto. Heyman cosa fa? Ma cosa fa Heyman? Ma che cazzo è sfumato Heyman? Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione. Sì, Api, tu sei dei Killer B. L'ape assassina, l'ape Api. Guarda che l'ape assassina è un soprannome incredibile, è uno dei soprannomi del mitico Klaas-Jan Huntelaar. Quindi continua ad avanzare. Tu sei l'ape Api. Con i tuoi contrasti. Come un pungiglione, rubi palla agli avversari. Vai, effettivamente, mamma mia. Primo tempo che si conclude dunque qui. La difesa a me non importa, poi se dopo Heyman mi taglia le fotine, me le stanno facendo davvero molto bene. O qualcuno di voi che è capace, che gioca anche Terence è bravo, e faccio le card con le skills e tutto. Mi assicuro che vengono fuori una figata. La partita ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione chi vuole? Si sblocca, potrebbe anche chi vuole? Vabbè, pensiamo per adesso, pensiamo a vincere. Attenzione, il Bode per Alice Beck, eccolo qua Ale. Mette in mezzo il traversone. Venezia! Mamma mia il cume. 1-0, grande assist di Ale. Boom boom, 1-0. Tiro di testa amici delle torsione Scopadea. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa.
Mamma che gol del Cume, eccoli qua, tipico gol del veneziano anche nella realtà. E Alex Beck intanto un altro assist. Chi sarà l'MVP della stagione? Se la giocano il Bode e il Cume. Rocco era partito alla grande con un 6-4 di media, ma poi è crollato. Può concludere. Madonna mito! Mamma mito! Sicuramente non una parata semplice. Il mio soprannome è gravità zero, perché quando salto di testa non c'è gravità per il Cume. Vai Francone, vai Francone. Siamo cali, però Michelotto dorme. Dormitare Michelotto, 2 metri di uomo, 1-1. Ma dai, che cagata. Qua Michelotto purtroppo ha sbagliato, Guardatelo, vamos. Che colpo di testa in tuffo. Coraggioso ed efficace, non c'è che dire, un gran gol. Che sfiga, oh. Si riparte, di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento subito il pareggio, non me l'aspettavo. Festeggiando e ora si trovano Terence la butta in mezzo, veneziano. Cerca cross. Eyman Gai, il piccolo Eyman, un bambino nella stazza e nella testa, ma un uomo nei piedi. Alex Beck. Pardo, il gatto pardo, arma letale per il Cume. Il Cume, che bello, Terence, gol, 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 gol. Effetto Serra. Cosa ha fatto il Cume? Però guardiamo la scena. Sì, corpo intero. Guardate il Cume, che magia di punta. E dopo Terence, boom. Rientrare con la testa in partita. Scatenato nella seconda, Terence a destra, è micidiale. Sono in vantaggio di un gol. Sento Alexandro nervoso. A sto punto Alexandro si può pensare di dare il cambio a Eyman o viceversa, visto che Gigi Palla ormai è andato. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Eyman, nel post partita Pintus, si è assunto tutte le arma letale. È innegabile che il risultato sia stato condizionato Cume, anche peccato. e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Alex Beck, il Bode. Peccato. Io ho bisogno però di Alexandro. Ho bisogno del mio Ale. No! No! Ha fallito una clamorosa occasione. Cosa? Aspetta. Posa in pace. Mamma mia Terence. Mamma Terence. Mamma Terence. Mamma effetto Serra che nuoce le difese avversarie. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. L'azione si stava Terence ancora lui, ancora Terence, scatenato con la sua bamba. Attenzione a Terence, ancora Terence. Mamma mia, per poco. Il Perugia ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce Michelotto, laterali. va bene, dai, l'errore te lo perdoniamo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Fabio ha scherzato con il fuoco e ora si è bruciato. Cosa è stato qui? Ha scherzato col fuoco. Allora, esce Eyman, entra il buon Alexandro. Vediamo come rende sulla tre quarti. Lo proveremo un po'. Ale stanco e mettiamo Daniel Andrew Mayweather, il nostro Duca. E mettiamo Barocco. Vediamo se si sveglia il buon Barocco, perché Barocco è andato, raga. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Michelotto prova a buttarla in mezzo con i suoi piedini fatati. Infatti ci ho provato. Vai Terence, ancora Terence. Ancora Terence, il Cume! Mamma mia, come gioca il Cume. Mamma mia, illegale veneziano adesso, però. Sta diventando una conclusione assolutamente illegale veneziano. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo. Terence fa una gran cosa. Non sarebbe mai potuto arrivare. Bravo Terence, il Cume pum a girare. Con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Mamma veneziano, mamma veneziano. Un gol meritatissimo secondo me. Il Cume vuole vincere il capocannoniere. Se parte bene la live speriamo bene. Va la Pardo, bravo Pardo. Più sicuri. Daniel Andrew, il Duca, dov'è il Duca? Il Duca ci parla sempre ma non è mai in chat il Duca. Sulla fascia. Bravo Minchia, dov'è il Duca? Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Barocco.
Veneziano ancora, Veneziano, ira di Dio Veneziano. Il Cume, mamma mia. Il Cume, mamma mia. Ciao TL, il Cume è scatenato. Barocco, vediamo cosa combina Barocco. Gol! Peccato. Questa era un ottimo. Scusa Daniel, non ti ho visto, scusa Duca, scusa. Però voglio il Duca, sei entrato in campo, Duca. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Il Cume, quando il gioco si fa duro, il Cume comincia a giocare. Barocco deve svegliarsi, Barocco si sveglia. No, non si sveglia. La difesa sventa il pericolo. Alexandro un po' in difficoltà e si vede che sente la pressione ad allargare il gioco di Terence, che sta diventando il top player, definitivo. Grande Pardo e poi fa il cappellone pardiano. Vuole la profondità. Prova il tiro. Fuori, meno male. Calcio di punizione. Dove fallo? E qui si scaldano gli animi, è una partita intensissima. Dove fallo? Attenzione, qui c'è una rissa. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e Madonna Mito. Mamma mia Mito. No, è pazzesco, veramente gli arbitri sono... attento Michelotto, ti prego. Che tu sei alto 62 metri. Bravo ancora Mito. Mamma che Mito. Attenzione Barocco, lo stilista, dai Barocco. Si libera la grande. Molto buono questo per Terence. Eccolo qua, effetto Serra Terence. Scodella il cross. Mamma, e si sveglia anche Barocco. No, autogol. Peccato, autogol. Ma che ha fatto Terence? Può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. Mamma mia, autogol, peccato, però Barocco ci ha creduto. Bella rete di passaggi. Guberti. Scatenati siamo. Fallo. Apicella, il nostro presidente, mamma mia. Apicella, forte in campo, forte anche fuori dal campo. Michelotto. C'è il tiro. Ancora Mito show comunque, Mito da nazionale. È davvero da dimenticare. Grazie Api, intanto, madonna Api ragazzi. Sì, la bamba di Terence è azzeccatissima, sembriamo drogati. Veneziano, Barocco, mamma mia. È un momento sfortunato per Barocco, ha fatto 8 gol di cui 6 nelle prime 6 partite praticamente, dopo è crollato. Pardo, bravo Pardo, Rocco. Occhio al traversone. Dobbiamo sperare nel passo falso del Palermo. Quanto eravamo tanto noi, e a casa. Grandissima vittoria per noi. Tutti ai 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso. Si voleva Terence Scatena. È sempre un piacere assistere ad una partita come 8 Veneziano, tutti sopra la media tranne Gervasi e Alexandro, niente da fare. Alexandro ormai in una crisi senza fine. Proprio Alexandro la vergogna. Palermo, e il Palermo vince anche a Frosinone. Sono sempre 5 la differenza. Adesso abbiamo l'occasione di accorciare a 2 e dopo pregare. Venezia-Palermo, 38esimo turno. Se perdono magari vanno in difficoltà. Ci dà solo c'è mezzo Terence, incredibile. Incredibile Terence. Incredibile Terence. Vai raga, questo è il match fondamentale. Perdere o pareggiare questo vuol dire quasi matematicamente non possibilità di arrivare primi. Allora, proviamo così, proviamo Alexandro del primo minuto, trequartista. Poi mettiamo Terenzino e poi mettiamo... perché Alisbeck deve essere qua? Ok, Zincaro torna in forma. Barocco c'è, però aspettiamo perché il Barocco deve guadagnarselo il posto. Diamo un turno di riposo a Pintus e mettiamo Peri. Il più sfortunato è Mencarelli, che purtroppo ne ha dei giocatori che sono stra in forma in questo momento. Sono in forma Alexandro e in forma Terence. Vai raga, -2 tutti insieme. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco. Vai, la partita. Questo è il match dei match. Oggi si affrontano
Venezia e Palermo. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per Emanuele la di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, ecco Terence. Vediamoci questa partita insieme. È un po' lungo, qua sta piovendo, fate l'età che sfiga. Vuole la profondità. Il portiere la calcia lontano. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Il Palermo è al momento la squadra più prolifica del campionato. Sì, la squadra più prolifica, anche la miglior difesa. Cioè. Vai Mito. In un'occasione d'oro il Cume. La mette sulla fascia. Arma letale, mamma mia. Gazzi. Il Palermo non si fa intimorire quando Alexandro. Dal proprio stadio, infatti bravissimo. Da Terence. Bravo Terence. Terence. Citofonata. Hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Dai ragazzuoli, dai. Bravissimi. Vai Alisbeck. Molto bene, vai arma letale. Con questa azione. Dai, bravo Terence. Soltanto rimessa laterale qui. Ecco Mito, ciao Mito. Dai Mito, tutti insieme in Serie A. Prova il cross in aria. La mette sulla sinistra. Attenzione, bravo Peri. Dark Star. Ad allargare il gioco. Vai Bode. Mito, il tuo soprannome è Cacciatore delle Stelle, quindi soprannome fighissimo per il buon Mito. Prosegue nella sua vai corsa. Terence. Terence, mamma mia. Attenzione Alexandro. La prova al volo. Tira al volo. Gazzi con il lancio in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Si libera la grande. Madonna, dura col Palermo, sono forti, chiaramente, sono primi. Scavalcare la difesa con il pallonetto. Attenzione, bravo Mito. Arma letale, Alexandro. Arma letale. Gravità zero. Bravo Bode, bravo Cume. Vai Terence, eccolo qua, effetto serra Terence. La butta in mezzo. Terence. Non ci credo, l'ho vista. Soluzione al volo interessante, non riesce a far gol. Ottima giocata, si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Terence ancora, Terence è indemoniato, Terence. No, Alexandro non perdermelo, Alexandro. Occhio alla conclusione. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Terence sta giocando un calcio sublime. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Pallone morbido verso la fascia. Bravo Api. Mito, rinvio stupendo di Mito. Terence fa le sue pazzie ma le fa bene. Il Cume anche lui. Passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Il pallone largo con eleganza. Ancora Mito. Si riparte dalle braccia del portiere. Bode, dai che oggi c'è la promozione, andiamo in tendenza, me lo sento. Zincaro, Veneziano. Bode, arma letale. Peccato. La mette in avanti. C'è il lancio, grande intuizione. Tocco morbido. Vai Bode, arrivaci però. Dura col Palermo. Attenzione. Morganella. Prova a verticalizzare. Dai ragazzi, dai. Occhio. Mito è tua, Mito è tua, Mito è tua. Madonna, Mito cosa ha preso? Mito ci ha salvato. E il primo tempo finisce qui. Nessun gol ancora, 0-0. Mamma Mito, il cacciatore delle stelle. Lui arriva anche là. Mamma Mito. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Si è tenuto in vita Mito, ma è dura. Il Venezia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti Mito no ancora, questa forse non vediamo. Mito ancora. Mito ci tiene a gara, stai con noi Mito, non andartene cavoli.
Però facciamo fatica oggi, la prima della classe è forte. Ancora Mito. Mito e Terence i mattatori per il momento. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Bravo Terence, vai veneziano. Alexandro il rumeno. Vai Terence. Palla larga. Vai Peri. Il Bode, cosa no? Non ci credo. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Non ci credo. Il Venezia ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque non ci voglio credere. Il Palermo deve ringraziare l'allenatore per il risultato ottenuto nel turno precedente. Non ci credo là dentro, Bode. È stata sicuramente una delle chiavi della vittoria. La stampa ha giustamente sottolineato l'abilità errore Darkstar. Le sue scelte sono state audaci, ma si sono rivelate decisive. E osare a volte è l'unico modo per ottenere ragazzi, risultati. attenti. Mito si è tenuto in corsa, ma stiamo attenti. Bravissimo, ancora Mito. Madonna Mito, saracinesca Mito oggi, Oggi non passa niente, Terence. Terence se ne va. Niente gol finora. Veneziano, Alexandro. L'azione era partita bene. Alexandro non esce a entrare nel vivo del gioco. E Terence ancora, mamma mia, questo giocatore. Vai Terence, vai Terence, vai Terence, tu e la bamba, vai Terence. La mette in mezzo per nessuno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Bravo Darkstar, bella uscita, fallaccio. Mamma mia, stiamo giocando tutto. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Calma, tra poco qualche cambio, se deciderli bene però, Zincaro, Alamos, ecco Ale, mai visto, fino alle mani adesso mi fa il cross della vittoria. Vai Ale. Butta in mezzo. Niente da fare. La difesa manca Alexandro, però ha bisogno di un trequartista forte. Ma non è in forma, Alexandro incostante. Dai Ale. 0-0. Il Cume, bravissimo per Peri. Dai Peri, non rimpiangere Pintus, non fa rimpiangere Pintus. Forse serve Pintus. Dal difensore, sarà calcio d'angolo. Vai Alexandro, tutti in the box. Veneziano! Di testa. E qui falliscono una grande occasione, andata esattamente come prima. Hanno avuto diverse occasioni da gol, ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Ragazzi, bisogna fare cambi intelligenti adesso. Rocco, Barocco, per il Bode, vediamo la sua velocità. Paul Emangai per un Alexandro veramente in difficoltà oggi. E poi l'ultimo cambio. Bisogna mettere Pintus. Manca, no, però c'è Terence è morto. Però Terence può sempre fare la differenza. Sto periodo no. La rischio l'asse Pintus e Terence. La rischiamo. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Pardo, non posso metterti adesso. Pardo ha bisogno di forze offensive e Pintus che forse non è stata una grande idea non metterlo proprio in questa partita. Forse errore dell'allenatore, lo ammetto. Gazzi cerca il pallone filtrante. Zincaro. Mangai entra e la vuole decidere lui. Troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno. Fallo! Dai! Gazzi. Dai! Cristo de Dio, è fallo! Alice Beck. Rocco, dai stilista, svegliati cazzo. Terence. Dai Cume di rapina, niente. Fondamentale. Speriamo, Tomito. Mangai. Rocco, cosa fai Rocco? Cosa fai Rocco? Ma si è bevuto il cervello Rocco, è andata a mignotte secondo me dopo i gol di inizio stagione. E Pinto subito la fastidio. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succede? Mangai, peccato. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia un ragazzi, stiamo ormai al primo posto, se ne sta andando, manca un quarto d'ora. Manca un quarto d'ora, Fiori. La vedo durissima adesso. Zincaro la butta un po' su per Rocco. Veneziano qua era proprio imbottigliato. Ogni pallone che arriva là davanti e gli avversari giustamente non vogliono. Bravissimo Beck. Rocco con calma. Veneziano. Rocco la liscia. Rocco la liscia. Mamma come gioca male Rocco. Terence. È il match decisivo per il primo posto. Heyman. Niente, Heyman proprio deve solo se non ha giocatori può far bene. Appena qualcuno è dura. Dai Heyman, smentiscimi subito. Ancora la perde Heyman. La partita sta ormai per terminare, a quanto pare. Appena entrato mi aspettavo tanto di più da Heyman. 85esimo.
si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Azione fallosa, nessun dubbio. È quasi finita, ragazzi. Serve. Adesso sì, serve un miracolo. Barocco. Cazzi, di forza. Decidono di giocarla all'indietro. Il Palermo tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo affondo della partita. Non riesco anche più a prendere palla. Vuole la profondità. Bella palla, deve approfittare. Devo buttarlo giù. Calcio di punizione. Posizione. Ci hanno crollati, basta. Rosso forse anche. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non Mito ancora e c'è addirittura il gol. Non ci credo. È un gol che mette una forte ipoteca. È finita, ragazzi. C'è poco tempo. Ecco, è andata così. Eccolo il gol. Dobbiamo lottare per il secondo posto. Meno 10, no, meno 8. È andata. Incredibile, incredibile. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Incredibile, caccia l'uomo adesso. Passaggio in avanti. Rocco. Guarda il veneziano che scivola sotto la pioggia, non ci credo. Finisce così, non c'è più tempo. Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la partita. Fa male perdere, soprattutto quando incredibile, tante occasioni. Mito terzo miracolo, però dopo anche lui è umano. Questo ci toglie assolutamente dalla lotta, purtroppo, per il primo posto, per la promozione da primi. Adesso dobbiamo puntare a mantenere i punti di vantaggio sull'Empoli, che comunque non è lontana. Se arriviamo secondi siamo comunque promossi diretti. Mamma mia che beffa trota, non voglio dire niente perché... bravo Mito, bravo, hai fasciato veramente bene. Sì, è andata. Veneziano e Bodi migliori in campo. Rocco Eyman, delusioni atroci. Rocco devastante, Eyman fisicamente proprio piccolo. Cioè. Deve salire molto, speriamo. Il Palermo vola in A tranquillo al primo posto e vince il campionato. Non voglio dare niente, non voglio leggere niente, erano proprio i coglioni girati. Vai. E adesso puntiamo al rinforzo del capocannoniere di Veneziano, che è anche in forma, ma mettiamo Michelotto. Diciamo che delusione. Mettiamo Pardo, che è veramente in forma in questo periodo. Complimenti a te, Pardo. Per il momento lasciamo Terence e niente, dai. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza, si comincia. Oggi si affrontano Avellino e è un po' dura, dobbiamo stare attenti perché il contraccolpo, non mi aspettavo di perdere in casa dopo la bella vittoria all'andata. Cerchiamo di blindare il secondo posto, dai. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Nel ritorno abbiamo perso tanti punti, però dobbiamo fare mea culpa. Cerca spazio. Ciao Mito, grazie, ciao caro. Passaggio in avanti. Grazie, 1000 parate per Mito nella partita decisiva, ha fallito il resto della squadra. Veneziano prova la sponda per Terence e riesce. Adesso l'obiettivo è rimanere secondi, ma ridare qualche titolo individuale di MVP, cioè di assist man, capocannoniere, Eyman, Terence. Scavalcandola col pallone profondo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Lo so ragazzi, è andata. Terence. La mette in mezzo. Il Bode. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Ottimo intervento. Terence. Prova un traversone dalla tre quarti. Veneziano la prova alta per il Bode al volo. Palla allontanata senza troppi complimenti. C'è delusione, la sento anche da parte vostra. Eyman. Occhio al traversone. Bella assist per il Cume, addirittura parata così. Ottimo disimpegno, la spazza. Non ne va più una. Brava l'assist di Eyman. Delusione atroce. Terence, bravo Terence. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare.
L'Avellino non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati. Attenzione, brutto errore, mi sembra di Pardo. Fallo di Api. Ai ai ai, questa la rischiamo, eh. Attenzione all'arbitro che ha monito Api. Giallo, è giallo. A giudicare da quanto abbiamo visto, però c'è ben poco da protestare. No, non ci credo per il primo posto, non ci credo più io, sinceramente. Passaggio intercettato. Anche la squadra la vedo molto stanca. Non siamo arrivati ai secondi, che va bene. Il cross era perfetto, il movimento dell'attaccante anche. Solitamente queste giocate si concludono con il gol. Vai Pardo. Alisbeck. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Mi piacerebbe cominciare la Serie A oggi, se la salviamo. Cosa succederà? Palla larga. Vai Ale. Sulla fascia, è libero. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Prossima partita torna a Gervasi però, eh. Può tentare la conclusione. Grande Mito, gol. Sulla palla del gol. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha altro che al primo posto, ragazzi. Pensiamo a difendere il secondo. Il ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. La squadra è proprio morta, c'è poco da fare. Già si è visto ieri. Siamo arrivati distrutti a fine stagione. Possono Peccato. permettersi cali di concentrazione. Veneziano, era per Terence. Brutto errore qua Kuma. È davvero una bella serie di passaggi questa. Apicella, errore anche di Api. Il Venezia ha l'abitudine di segnare negli ultimi minuti. Erroraccio di Pardo. Erroraccio di Pardo. Michelotto interviene e recupera. Mamma mia, Pardo. Era troppo solo, non poteva fare spazio. Che male che giochiamo, mamma mia. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Sì, beh, fare la promozione sarebbe proprio una roba da piangere. Decide di sfruttare la fascia. Pardo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Perale. Ottiene un fallo su Pardo. Dai, che Terence dalla carica. Darkstar. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Speravo nella situazione. Attenzione, arma letale Bode, niente. L'intervento è stato provvidenziale. Bode un po' in calo in questo momento, di poco. Prova la giocata nello spazio. Bella apertura. C'è il cross basso. Conclusione. Credo però che ci sia fuori gioco, sì, è così. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinee ha alzato la bandierina. Vai Dark. Bella palla, ad allargare il gioco. Niente, non arriva la sponda. Terence. Effettua un cross dalla tre quarti. Kume. Riceve il passaggio. Arma letale Bode. Riescono a mettere fuori. Prova a giocarla dentro dalla distanza. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Non è stata una prestazione molto convincente. La sostituzione, adesso la diamo. Devono recuperare 5 minuti ti leviamo. Prendere dalla smania di rimontare. Beh, quel che è fatto. Non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Vai Pintus, regalaci tu un pareggio. Con più uomini, non hanno altra scelta. Il Kume di rapina Pintus. Niente, non ne va più una. Ottimo disimpegno, fondamentale. Eyman, niente da fare. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Vai Bode. Può contare su Terence. molto abili nel gioco aereo. Mamma mia, come stiamo giocando male. Gran peccato. Sì, ma alla fine rischiamo il terzo posto, Cioè, peccato per lui. Se arriviamo secondi, se arriviamo terzi sono dolori, Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita.
Vai Barocco, date una svegliata, Cristo di Venezia Dio. vuole assolutamente rifarsi dopo la sconfitta di misura rimediata nel turno precedente. Probabilmente Apicella. questa azione poteva essere gestita meglio. Neanche il pareggio non basta, se bisogna facile vincere stiamo dirlo, perdendo. un'altra cosa, però insomma. Allarga sulla fascia. Può andare alla conclusione. Erroraccio di non so chi. Grande Mito. Numero, se ne va. Attenti al tiro. Miracolo di Michelotto e Mito, ci tengono in piedi Michelotto e Mito. Che male che giochiamo Veneziano, vuole scuotere la squadra, Veneziano. Niente da fare, non Speravo nel fare il giochetto, ma non c'è troppo Queste lento. situazioni in cui c'è superiorità Michelotto la numerica recupera vanno sfruttate ancora. decisamente meglio. Palla in avanti verso il compagno. Vai Terence. La mette in mezzo e il Bode prima di uscire la mette. Grande Terence, grande Bode. Hanno mostrato grande grinta. Meno male. Adesso l'inerzia della partita è tutta Meno male, il Bode esce con il gol. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione è perfetta e l'impatto Mamma mia, con il Terence pallone come sta preciso. giocando. Niente da fare per il portiere. Adesso Terence è spostato a sinistra. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Però rende di più a destra, lo sappiamo. Però vediamo, magari è talmente in forma che fa bene dappertutto. Adesso bisogna vincerla però. Barocco. Veneziano. Cerca spazio. Alexandru, è entrato Alexandru appena adesso. Alexandru vuole deciderla. Alexandru, però. Non ci credo. E sulla palla. Barocco, no, ho sbagliato da tirarla. Qualcun altro. Vabbè, aveva lo stesso Michelotto. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Commenta ti amo, bellissimo. Commenta ti amo. C'è la palla Michelotto. Mangai. Sulla destra. No. Pallone intercettato. Intervento davvero Michelotto ancora. Ad Alexandru. È libero. Alexandru Pennella. E come risponde? E adesso possono tornare a controllare il match. Bravo Kume. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Sono in vantaggio di un gol. Dove Alexandru? Il risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Passaggio sulla destra. No. C'è la palla filtrante. Ha la possibilità di andare. Bravo Gervasi. Dov'è Alexandru? Voglio la sua felicità dell'assist per il Kume. Prova la giocata nello spazio. Palla intercettata. No, Pardo, no. C'è spazio per calciare. Bravo Eyman. Alexandru la butta via, ma non troppo. Bravissimo Eyman. Grande Eyman. Alexandru fallaccio, ma Eyman se ne va. Eyman si distende. Musica e magia Eyman. La passa a Terence. Terence che a sinistra fa danni, lo sappiamo. Si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Non ci credo che si figa. Grande Terence c'è sempre. Si può mettere anche a sinistra Terence. Bene. Ormai in forma dappertutto Terence. È migliorato tantissimo. Anche tecnicamente Eyman. Alexandru. Può provare. Alexandru. Stato bene oggi. Il vantaggio. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Ok Alexandru. Ottima. Bravissimo Alexandru, ancora splendido Michelotto, anche lui grande partita, tutti bene nella ripresa. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Bravissimo, Mangai, peccato, potevamo almeno pareggiarla col Palermo, proprio perdere, è stata la cosa peggiore del mondo. Alexandru. Come? Cosa fa il Kume? Non ci credo. Rocco non si vede. Continuare ad attaccare è il miglior modo per difendere il vantaggio. Permette di tenere gli avversari lontani dalla propria porta. È vero, Terence. Mamma, cosa ha fatto il Kume? Ciao Ancio, non parliamo di Milan, grazie. Riceve in ottima posizione. Darkstar. Prova il filtrante. Rocco, date una svegliata, Rocco. Cercano il Kume lo dà a Rocco proprio perché deve svegliarsi. Rocco! Oh, alleluia. Finalmente Rocco. Che assist di Veneziano però. Decisivo verso la vittoria. Il Venezia ha effettuato un grande assist contropiede. di Veneziano. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol.
E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Prova una cosa impossibile, il Cume, ma su 3-1 ci può stare, Michelotto. E l'arbitro assegna un calcio di punizione noi spero. Pintus. Alexandru. La mette in mezzo, no. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. No, non deve battere a Rocco però. No, ma perché la vabbè, infatti. Che ciofeca. Vabbè, non è colpa di Rocco, è colpa mia, non capisco perché al posto di cambiare un giocatore l'ha tirata così. E Terence che ha fatto un mese di infortunio. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. E passa! Bravo Alexandru. Buon 3-1. Così, non c'è più bastava pareggiarla col Palermo, grazie Api, madonna. Hanno messo in campo determinazione. Api veramente il presidente che il Milan non ha, ce l'abbiamo. E giustamente conquistata. Allora in campo veneziano, Darkstar 5, Api 5,5, difesa non bene, Pardo 5,5, Alisbeck 5, Paul Heyman 5, tutto giusto. È davvero tutto per questa sera. 7 Barocco, 6,5 Alexandru. E Luca Marchegiani. Si appiccerà con quegli occhiali, poi mica, tanto il Palermo ha vinto. Beh sì, il Palermo le vince tutte ragazzi, però quantomeno stiamo avanti, dai, benissimo, 69-77. Veneziano sta aumentando parecchio, non ha forma ragazzi. Quasi ormai è finita. Mito. Un giocatore irrinunciabile, pupillo 3 Mito ragazzi. Terence Club Libertad, attenzione. Terence ha un'offerta, ma è chiaro che, guarda, trattative. Terence è inamovibile, Terence. Ciao. 16 milioni ci offrono, ma proprio non esiste Terence, è solo roba nostra. Mancano 3 partite, raga. Quasi fatta, basta un punto, ci siamo promossi. Alex Beck è un po' fuori forma, Ale, mi dispiace, ma Michelotto invece in forma, la difesa bene, però io rivoglio a Picella squalificato, era Gervasi, Darkstar intanto, Darkstar anche in forma. Ok, Niccolò Pardo, lasciamolo in panchina, mi dispiace, ma ci mettiamo Peri. In forma Ramos, così mi salgono. Cume sta in forma, anche Mencarelli è in forma, però il Menca ha fatto una stagione non buona, mi dispiace, ma non posso metterlo adesso. Oh, guardatelo, fiero, contro il Brescia basta un punto. La chiudiamo tranquillamente. Ci attende una grande partita. Dopo facciamo turnover se ne siamo promossi. Vai. La partita di oggi è tra Venezia e Brescia Calcio. Il Cume chiaramente deve cercare di essere capocannonieri, però è durissima, Il Bode. Subito fuori gioco. Sì, Mencarelli, stagione non buona, onestamente, sì. Oggi questa squadra deve assolutamente evitare la sconfitta. Pinzi, Lunghi. Siamo qui. Il Venezia, cuore diavolo, vinci per noi. Fallo, non sento più niente. Milan di merda. Dov'è il fallo? Non si sa. No, come siamo stati beffati, dai. Ma dov'è il rigore? No. No, non ci credo. Rosso anche. No. L'ho preso palla piena, non ci credo. Quasi espulso, no, incredibile. Incredibile. No. Siamo in 10 con l'uomo in meno. Ha spiazzato il portiere. Ottimo rigore. Incredibile. Realizza il 4° gol stagionale.
Spiace Eyman, devo togliere una te. grande partenza, un ottimo inizio. Mettiamo Pirchio. Incredibile. Partita incredibile di Eyman, esce subito, poverino, mi dispiace, ma Pinzi. devo sacrificare il trequartista. Un po' come nel 94 Venezia, con Baggio e le Sacchi. dita sperando di non incorrere in altri infortuni dopo quello che è successo nell'ultima partita. Certo, gli uomini della panchina sono giocatori validi, ma dover fare a meno dei titolari è sicuramente un danno per l'equilibrio della squadra. Prova il filtrante. Guarda che buco, mito. Ce l'hanno fatta! Subito il raddoppio. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Entra Pirchio sul 2-0. E si riparte da un netto 2-0. Partita incredibile. Ora possono permettersi di controllarla. Poi la squadra nervosa, ci fischia tutto ormai. Ci fischia tutto. Forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Adesso ci vuole veramente il miracolo di tutti noi, per trovare almeno il pareggio. È riuscito a passare. Ancora. Salvati dal palo. Mamma mia. E no, niente, è finito il fuorigioco. Qui siamo di fronte a un fuorigioco millimetrico. L'arbitro ci ha distrutto le possibilità di festeggiare al Penzo. C'è il cross basso. Una promozione. Va Alexandro. Vuole la profondità. Bravo Alexandro. Come sbaglia, la squadra è abbastanza giù, di poco proprio. Pinzi con la palla alta sulla fascia. Aia, mito no, grande Michelotto. Mamma mia che casino, basta. Palla in Ciao out, Pep. ci sarà rimessa laterale. Non li teniamo più. Grande Mito ci tiene in corsa. Paul Sardo Guy, fioi. Bode porco e Paul Sardo Guy. Rido per non piangere, raga. Passaggio in avanti. Il Cume. Terence. Prova a passare la difesa. Veneziano fa un numero che non sa neanche lui come, ma poi la perde. Terence. Peri. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Se la cava la difesa. Dov'è Polema? Cosa ne pensa del cambio? Michelotto. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Caracciolo oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Tocco morbido. A parole. Alexandro. Terence. Alamos. La mette in mezzo e nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Anche fortunato il Brescia. Michelotto. Alexandro. Il Bode. Gran gol del Bode. Bode la riapre. Cambia tutto, ridà speranza. Non sento Eyman però. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Prova la giocata nello spazio. Dai ragazzi, Terence. Cerca spazio. Non sento Eyman. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Prova la giocata nello spazio. Bode. Prova il filtrante. Grandissimo per Veneziano, non mangiartela Cume. C'è Gol. spazio, occhio. Palla in rete. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Grande Cume. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla ti ho dovuto cambiare subito, scusami, 2-2 comunque. E non poteva mancare un'occasione del grande genere. Bode, grande assist. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E hanno completamente riaperto la gara. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante. Non esulto perché fino all'ultimo sarà durissima, un po' l'uomo in meno.
Prova a saltare il centrocampo. Che cuore. La profondità. Bravo Alamos, partita è Alamos, si sentiva la mancanza di Alamos. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Prova la giocata nello spazio. Caracciolo. Alexandro. Michelotto. Cerca spazio. Pinzi cerca la profondità. Michelotto. Veneziano. Arma letale. Cerca spazio. Bravissimo Terence. Terence. No. Mamma mia che ciabattata di Terence. Uno che fa sti gol un po', fa sti errori. Dio santo. Fin qui è davvero emozionante questo primo tempo. Ci sono state tante occasioni. No, Terence mio. È pesante sto errore. Bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Bode. Il Bode vede il cume. Gli allenatori spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa. Soprattutto è facile parlare col senno del poi. Però oggi mi sento di dire bravo che Michelotto. Tecnico Michelotto si distende. Veneziano la perde. Male poi il cume, peccato, però se l'ha segnato. Alamos, bravissimo. Uno dei migliori oggi Alamos. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Non c'è Alamos oggi. Buttala su. Ah, troppo lunga, troppo lunga. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Lunghi. Prova la giocata nello spazio. Ragazzuoli. Buon lancio. Pirchio. Prova un traversone dalla tre quarti. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante. Ed eccolo il gol! Gol del Brescia. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Sono in vantaggio di un gol. Cume. Adesso sarà dura, ragazzi. Sua. Palla recuperata. Alexandro. Caracciolo. Opportunità di ripartire. Vuole la profondità. E toglie la palla dalla zona rossa. Eccolo qui. Questa è una sconfitta pesante. Ci arriva. Oh, l'avevamo anche ribaltata. Sarà rimessa laterale per loro. Palla larga in profondità. Bel passaggio di ritorno. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E passa. Alexandro la perde malamente. Bravo Michelotto, però ancora loro. Bel pallone. Chance per tirare. Mito la para. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Sente anche la mancanza di api in difesa, però non è possibile. Prova il tiro al volo. Mamma mia. No, non basta un pareggio se vince il Bari. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla. Bravo. No! Una punizione interessante. Mi spiace. No. Tanto non c'è più nulla da perdere. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Il Venezia decide per una doppia sostituzione. Addirittura ammonito Alamos. Vediamo Gigi palla. Guarda, vari mongoli. Cerca il tiro. Chiuso no! Il difensore. Michelotto, bravo. Il difensore recupera il 82esimo, Alexandro, dai Alexandro.
Gigi palla. Prova a verticalizzare e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Fallo di frustrazione di Alexandro. Brutto l'intervento, adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Ecco Alamos, è tornato anche Alamos. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Terence, l'avevamo ripreso, Dio Cristo. Terence. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Michelotto. Effettua Alexandro. un cross dalla tre quarti. Veneziano. Bravo Alexandro. No! Mai fallo nella vita questo, mai fallo. Che arbitraggio, che arbitraggio. Vai Gigi. Bravi Q, vai Gigi. C'è il tiro. No, ma vaffanculo Rocco, sempre in mezzo come il pene. Scusa Rocco, ti voglio bene. Funzionano gli automatismi della difesa. Il portiere la calcia lontano. Cerca di mettere un pallone interessante. Dai Rocco, dai Rocco. No! Bravo Cume. Ma non passarla là. Lungo passaggio in avanti. Va Alexandro. Peri. Allarga sulla fascia. Alexandro. Rocco! È Rocco la sigla! Rocco la sigla! Lo stilista! Siamo ancora vivi! Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? La difesa però ha le sue colpe. Doveva leggere meglio lo svolgimento dell'azione, intervenire e non lasciarlo come grande Rocco. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Grande Rocco. Grande Rocco, va bene che il pareggio ormai. Vai Terence, dai per la super beffa. Dai per la super beffa, crediamoci. Gigi palla, il Cume, il rumeno! Calcio di punizione. Non ci credo. Posizione interessante e manca poco al termine. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Alexandro, credo in te. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. C'è ancora tempo per questa punizione. Non è vicinissimo, ma chissà, se la sente fa bene a provarci. Ecco il tiro. Ah! Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Mamma mia, di poco. Attenzione Michelotto! Michelotto ci stava regalando. Magila stava segnando palla. Ultima chance. Barocco! Devo tirare subito ragazzi, se no me la prendeva. Ha mostrato una gran classe. Dai 3-3, che cuore però, dai, sono contento. Tante emozioni, ma nessun vincitore alla fine di una bella partita. A entrambe le squadre si sono giocate che partita ragazzi. le loro possibilità magari purtroppo 5 meno Gervasio neanche il conto. Il risultato lo determinano anche gli episodi. 7,5 il gol. Palermo pareggia, ma ormai non serve più a niente. 6 punti di vantaggio, 6 punti di vantaggio a 2 partite dal termine. Madonna, come sta mirando un po' aperto. Finalizzazione 87, raga. Mamma mia. Dai ragazzi, basta un punto. Senza dubbio, la sera del club, nel bene o nel male. Addirittura astronascente IVA. Bravo. Però ci influisce nel bene o nel male. Mamma mia, Gervasi, Alamos qualificati, bene. Molto bene. E stemperiamo un attimo, andiamo a vedere un po' chi ha vinto i campionati nel mondo. Manchester United, manca ancora 27, sì, beh, no, in realtà bello questo campionato, ancora una partita.
In Italia ha vinto la Juve, presumo. Juventus, sì, le coppe nazionali non le guardo, 96 punti. Spagna, Liga Santander, Real Madrid, bella anche qua col Barcellona. Francia, vediamo quelli più importanti, raga, devo stemperare un attimo. Il PSG, vabbè, è chiaro. Dopo andiamo a vedere le coppe internazionali. UEFA, no, preliminari, porca troias. Champions League, la finale Bayern-Chelsea, ce la gustiamo dopo. Europa League. Il Liverpool ha vinto l'Europa League. Va bene, va bene. Vediamo la cannonieri come si è messi, 22-26, quasi impossibile. Andiamo. Purtroppo è così. La Veneziano informa anche Bode, benissimo. Abbiamo Apicella che torna, Alerek, Darkstar, Alice Beck torna. Diamo un po' di riposo a Terence. Ok, andiamo, basta un punto, se per piacere. Ciao Giancarlo. Mi raccomando, like al video perché devo andare in tendenza, che se andiamo in Serie B. Voglio la tendenza, ragazzi. Saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Mamma mia, che belli! Tutti insieme, ragazzi. Tutti insieme il Penzo abbracciati. Bellissima questa scena. E adesso andiamo in Serie A. E Mangai. Dai, andiamo in Serie A. Ciao Romano. Andiamo in A. Alexandro, l'astro nascente. Ma di testa qualcuno! Mamma mia, se segna ma di testa vieni sullo stadio. Festeggiamo la Serie A. Squalificato Alamos. Il Bode. Il Cume vuole il capocannonieri, ma prima la squadra. Gol! 1-0, lo stadio esplode. Si è aggiustato bene il pallone Grande prima Cume. di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Il Bode. Il Bode vuole regalare al Cume il capocannonieri. Il Cume, madonna, non c'è quello da fare 2 gol. Serie A. Serie A. Ma stiamo calmi, stiamo calmi. Prova a verticalizzare. La difesa riesce a spezzare l'azione. Veneziano. Il Bode. Alexandro. Paul. Parata. Ha perso un pallone sanguinoso. Bravo Maurizio. Poco non pagavano. Tu sei il nostro fotografo ufficiale. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Non perdiamola. Basta un punto comunque. Bravo Eyman. Eyman sta esaltando, ormai è estate, quindi Eyman si esalta l'estate. Eyman. Il Bode. Sembrano avere il totale controllo della gara. Grandissimo Bode ed euro assist anche di Eyman. Comunque Eyman c'è il miglior assist e Terence il miglior gol, quello di 2-0 dunque. Un gol determinante. Sì, non so come neanche definirlo. Possono anche permettersi di gestire la partita. Mezza rovesciata di sinistro al volo, impossibile. E l'altro invece è quello da fermo. Cacia. Cerca la profondità. Dai che chiudiamo bene almeno. Venezia ha recentemente disputato una partita molto spettacolare, conclusa con il risultato di 3-3. Guarda Eyman. Signori, Paul Eyman. Ancora non sono arrivati i messaggi per Paul Eyman, ma li aspettiamo. No, brutto passaggio qua. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. È una difesa decimata comunque, a parte ha Api. calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Eyman Guy. Alice Beck in netto calo, non fa più niente Alice Beck purtroppo. Però li vogliamo bene lo stesso. Cerca spazio. Il Bode. Il Bode. Mamma mia, Eyman segnava di tutto. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Ale, ti voglio più carico, poi hai finito la stagione maletto, però dalla grinta lo stesso Ale, bravo. Decidono di giocarla all'indietro.
Attenzione, Veneziano la recupera, Veneziano la recupera, il Cume la recupera, il Cume c'è, il Cume c'è, un po' lento però. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Troppi giocatori. Api c'è la grande killer non B, c'era Api. abbastanza spazio per tirare. Heyman. Alice Beck, Heyman ancora grandissimo, Heyman. Alerec. Heyman ancora la recupera. Veneziano, le sue girate non ci sono stavolta. Peri la butta su. Veneziano sponda. Il Bode. Fallaccio sul Bode. Tocca al Bode adesso. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora vai Bode. Gli mostrerà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che peccato. atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Conè che ha aperto le marcature nella scorsa partita con una... C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Ce ne andiamo in Serie A, ce ne andiamo in Serie A, ce ne andiamo in Serie A. Lancio lungo del portiere. Michelotto la recupera, che squadra ragazzi, che cuore questo Venezia. Attenzione il Bode scatenato, che finale di stagione per il Bode. Il Bode vuole dare l'alcume per il capocannonieri. No, Api no. Occasione per il contropiede. Può andare. Bravo Mito, Api errore qua. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Siamo tutti che stiamo già pensando alla Serie A, non va benissimo. Nello spazio. Il Cume ci prova, niente da fare. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento per la sta già festeggiando Api. Ce ne andiamo in Serie A, ce ne andiamo in Serie A. Attenzione il rumeno. Il Cesena deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Un capolavoro. Ce ne andiamo in Serie A. La stampa ha giustamente sottolineato la ultima giornata. Spazio alle riserve tranne il Cume che ma si sono rivelate decisive. Deve cercare di vincere il capocannoniere. È l'unico modo per ottenere i risultati. Passaggio in avanti. Il Bode bellissimo. Vai Cume. E il Cume ancora. E ancora il Cume. Sontuoso veneziano. Sontuoso il Cume. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi. E il Cume piange. Bella scena del Cume che piange davanti al viso pressoché bellissimo di Heyman, perché sa che la Serie A è qua. Mamma mia. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Tanta roba sì. E vogliamo l'invasione, Paul Heyman. Michelotto sbaglia ma non ne frega niente a nessuno. Il Cesena ha un'impostazione di gioco ben precisa. E siamo in Serie A, grande Michelotto. Il Bode ancora vuole lanciare il Cume. Questa sarà più difficile. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce. Siamo svegliati tardi alla fine, vincendo le partite col Palermo e l'altra potiamo lottare ancora al primo posto, ma va bene, pazienza. Cascione. Alice Beck. Veneziano. Provano a partire in velocità. Il Bode vuole il Cume. È troppo lunga, peccato. Dunque rimessa laterale. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Cume. Attenzione Alexandro prova a metterla in mezzo. Alice Beck la sbaglia malamente. Niente, Ale proprio non c'è. Grande Alexandro. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Il Bode ancora per il Cume. Heyman. Alexandro ancora Heyman, peccato. Proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. Prova un traversone dalla tre quarti. Cacia. Roba nostra. Pallaccio sul Cume.
Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, attenzione, ma non ha toccato nel modo giusto il prova a pallone. scavalcare la difesa con il pallonetto. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in rete. Il Cesena decide per una doppia sostituzione. Esce un grande Heyman, entra Gigi, palla, esce Ale ed entra Daniel ed esce Alexandro ed entra Terence. Complimenti a tutti voi. Lungo passaggio in avanti. Mamma mia, che stagione. Cerca di lanciare il compagno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Vai Gigi, palla, nelle ultime partite sarà titolare, la prossima fa qualcosa, almeno alla fine. Cascione vuole la profondità e trova bene il compagno. Si libera alla grande. Occhio. Qui deve tirare. Bel gol, bel gol. Ecco il gol. Bel gol. Gol di Siamo un Mario attimo Portini, calati. sfruttando il flipper che si era creato. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli al... L'arbitro Fallaccio non ha dubbi, sul Cume. calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Michelotto, Alerek, Palla in Daniel profondità Andrew. sulla fascia. Tocca verso il centro. Bel cross, Questa fallo è su Daniel non ha Andrew. dubbi l'arbitro. No, Apicella pazzoide. Api è pazzo. Signori, Api è pazzo. Apicella è pazzo. C'è spazio per gli specialisti. Possono provare la battuta diretta. Gigi palla, il Bode. Il portiere dice di no. Attenzione Alerek. Veramente Alerek. Veramente Alerek. Veramente Alerek. Incredibile Alerek. Gol di Alerek. Grazie Api, sei un mito. Ti amo Api, è grande Alerek. Gol di Alerek. Apoteosi al penso. Apoteosi al penso, le ragazzi si levano il reggiseno, tettone al vento. E siamo alla Serie A. Con questo pallone lungo. Mamma mia, le donnette con le bocce fuori, ce le godiamo tutte. Ormai nessuno gioca più. Ormai nessuno frega più niente. Anche Api, guardatelo. Michelotto. Fallo su Darkstar non fischiato. Errore ancora. Ha segnato Alerek, che ha perso il posto da Alamos, ma sempre presente. Spazio. Veneziano. Il Bode. Pallone il Bode vede Terence. Riceve il passaggio. Terence. Calcio d'angolo, 4-1, incredibile. Sarà però calcio d'angolo. Heyman. Terence, lo facciamo battere a Terence, che se non ha tanta tecnica. Ma arriva palla. Ha fallito una clamorosa Mamma occasione. Gigi palla, la grande vera delusione di quest'anno. Ormai è finita raga. È promozione. Terence la recupera. Terence la recupera. Peccato. Ecco la lavagna luminosa. Michelotto ancora Miche. Vuole un altro gol il Cume. Vediamo se lo accontentano il Bode. Il Cume. Il Cume. Hat-trick no. Bode. Michelotto! Peccato. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Siamo in A. Siamo in A. Cascione. Prova il filtrante. Madonna. Ole! E come da festeggia insieme a tutte! Siamo in Serie A, guardateli che momenti! Che momenti! Di festeggiare, perché questa è una storica promozione. Che momenti, che fatica ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Il cammino non è stato sempre facile, ma questa squadra ha dimostrato... Che belli, guardateli, guardateli! Gigi Palla non ha fatto un cazzo, ma festeggia! Hanno valore, ma la Cumenda, davvero leader consumato, guardatelo! Una campagna acquisti intelligente. Guardate il Cume, guardatelo cazzo!
Mamma mia. 8 per il Cume, tutti bene, tutti 7 per me. E siamo in A, la 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 siamo. E siamo in A, e siamo in A. Guarda che stagione il Palermo, però, complimenti. E siamo in A. Sì, guarda, il veneziano è devastante, Rocco Barocco aumentata a 80. Si chiude a Cremona. Yahoo! Si chiude a Cremona, vediamo la sfida per il capocannoniere. 26 gol Nestorowski, 24 veneziano. Lotta vera, lotta pura. Na 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 na. Allora adesso un po' ritorno. Alexandro è morto, purtroppo. Alexandro va a mignotte, lasciamolo tranquillo. Allora, io direi a sto punto di mettere Mencarelli, Oe, Daniel Andrew, Oe, Gigi Palla, Oe, Rocco, anzi mettiamo Chino, Chino Belic, Oe, Zincaru, Oe, Niccolò Pardo, Oe, Traina, Oe, Pirchio, Oe, Peri e Cermi. Ok, se ho tempo mettiamo Rocco e qualche altro. No, Rocco, giochi dopo perché chi non ha mai giocato. Grazie, sono un capitano, un capitano. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di vai, raga. Ti hai fatto giocare, ma sto lottando per la capocannonieri, Rocco, scusami. Siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe vediamo le nostre riserve, che sono comunque anche loro titolari. Vediamo che combinano. A passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Ale, 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 i morti cani, che grave. Ai, 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 ai. Il Come ci prova per il capocannoniere, ma sarà dura, perché magari Nestorowski segnerà anche oggi, poi il Come deve fare minimo 2 gol. Prova la giocata nello spazio. Però proviamo. Pallone morbido verso la fascia. E intercetta Gigi Palla, visto che l'azione era Mencarelli, Veneziano, vai Peri, Peri lancia Veneziano, Peri lancia Veneziano, peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Mencarelli, decisamente meglio. bravo Menca, Rocco, Mencarelli, attenzione, Mencarelli, fallo, Peri, Chino, palla, Michelotto, no Michelotto, scusate, il Daniel, non so perché è venuto Michelotto. Ormai non posso spostarti avanti, ma tu Pardo sei un terzino, c'è niente da fare. Hai proprio la faccia da terzino, Pardo. Allarga sulla fascia. Aia, c'è il colpo di testa, gol della Cremonese. Il pallone finisce in rete. Abbiamo giocato poco, ci sta. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Fate quello che volete. Questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Attenzione. E il risultato si sblocca, 1-0. Veneziano. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Gigi Palla. Allontana. Cerca spazio. Dunque rimessa laterale. Prego Joe Black Knight, me lo godo. Così possiamo bestemmiare? Sì, grazie. Grazie, ti voglio bene vecchio. Siamo in Serie A, Serie A. Non molliamo mai. La 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 la. Il nostro irlandesone come deve fare però.
Vai, vai Kume, almeno il primo. Qui deve tirare. Sì, no! Palo osceno di Veneziano. Bella palla. Che sfiga. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Vuole la profondità, riesce ad intercettare, cerca di mettere un pallone interessante in aria. Peccato. Gigi palla, dai Gigi. Cerca l'uomo là davanti, prova il filtrante. Attenzione Veneziano, grandissimo per Mencarelli, dai Menca. Stagione ordinaria per il Menca, migliora. Ah, Chino, peccato. Riesce ad allontanare. Soltanto rimessa laterale qui. Mencarelli, Gigi palla. Veneziano fa un numero d'alta scuola, dopo ha preteso un po' troppo. Il Kume un po' egoista oggi, si vede. E mai rigore. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinee ha alzato la bandierina. Non posso, Pardo. Il portiere la calcia lontano. Tocco morbido, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Bravo, dai Fioi. Dai Venezianone, Veneziano sente un po' la pressione. Appoggia il pallone largo con eleganza. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Appoggia il pallone largo con eleganza. Chino. Prova a verticalizzare. Zincaro. Gigi palla, Chino si protesta. Fallo non fischiato. Si ricomincia dal portiere. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova la giocata. Attenzione Gigi per Veneziano, niente da fare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Chino. Veneziano. Mencarelli. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Entra Rocco. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Il Venezia adesso non deve farsi prendere dal nervosismo. Vai come la spondona, fallo! La tentazione di gettarsi in avanti in modo scomposto, facendo saltare tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. Vai ragazzuoli. Vai Gigi. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con la... Niente, la squadra ormai pensa già alla Serie A. Non posso neanche pretendere, deve vincere il capocannonieri, è giusto così. Quel palo mi ha un po' rallentato con un gol bellissimo. Vai Rocco. Il Kume ancora palo, non è destino. Vai. Gigi, Kume. Non è destino, va bene, dai. Sono andati vicini al gol. Non è destino. Che tiro. Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Peccato. Devono essere 2 gol. Passaggio in avanti. Veneziano. Alamos. Palla in profondità. Sì, Alamos. Gigi. Sulla fascia, è libero. Prova il cross in alto. Gigi! Il tuffo. Non ci credo, Gigi. Ci mette una pezza. Prova a saltare il centrocampo. Prova un traversone dalla tre quarti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Gigi. La butta in mezzo. Veneziano. C'è spazio, occhio. Prova il filtrante. Barocco. La conclusione. E trova Veneziano. bene il compagno. Niente. Lungo passaggio in avanti. Non arriva, classifica capocannonieri, peccato. Ottima progressione, palla al piede. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. C'è fallo. Bravo Gigi. Buon intervento difensivo. Ma no, perché ho messo le riserve, Alamos. Stai tranquillo, Alamos.
Azione fallo di fallosa, Pirchio. nessun dubbio. Dai che ci siamo ormai. Vuole la profondità. La mette sulla sinistra. Traversone in arrivo. Va bene, Fiori, ormai vedo che siamo proprio tutti che pensiamo ad altro. Dell'attaccante che recupera un buon pallone. La stagione si è chiusa alla grande. Rocco Barocco. Quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Il Latina non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché come il Latina, che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Ce ne andiamo in Serie A, ce ne andiamo in Serie A. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Come? Rocco Barocco. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Zincaro. C'è la palla lunga in avanti. Il Cume. La difesa fa il suo, allontana la palla. Si riparte con un fallo laterale. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Ragazzi, adesso cominciamo la Serie A, però stanco, meglio fare quindi adesso vi voglio carichi. Adesso inizia il calcio. Recupero, anche se quello difficile, dove sarà veramente dura. Primo anno, obiettivo salvezza. Ormai tutti gli allenatori Gigi Palla. Ci prova Palla. Un'occasione davvero sprecata. Credo che abbia avuto troppa Che giocatore strano, Gigi Palla, è capace di far meglio di Serie A. Certo, è facile dirlo da qui. Ce ne andiamo in Serie, ce ne andiamo in Serie. Tocco morbido. Attenzione, Rocco non ci arriva. E il portiere la fa sua. Le riserve così, però. Filippo carità, è vero che c'è da festeggiato e tutto. Però. Destra. Pardo. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Gigi Palla. Cerca spazio. Barocco. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. No, non posso metterli purtroppo, ormai la stagione c'è. Aspettare il prossimo anno. E c'è il boato del pubblico. Ok, finisce la stagione. Fischio dell'arbitro. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Credo che la squadra abbia fatto il massimo quest'anno e che i giocatori abbiano onorato e si va a vincere. Cioè si va in Serie A, scusate. Ok, chiudiamo 81 punti. Bode veneziani migliori. Sì. Offerta di lavoro, adesso me ne vado io. Pupillo un'occhiana a Balic. Sono offerte dal Birmingham. Veneziano migliore della squadra. Sono dei premi. Come qua. Venezia. Contratto. Ok. No, non si possono comprare perché non figurano nella stagione. Quello è il problema. Non penso che sei sicuro, ma se è così faccio volentieri. Vediamo. Vediamo cosa mi... perché non sono sicuro.
Vediamo Eyman. Allora, tanto andiamo a chiudere la stagione. Classifica gol: vince Nestorowski 26, Cume 24, peccato, Bode 14, Rocco Barocco 10 e poi il resto ciao. Poi classifica assist, il Bode anche lui per poco, Alessandro 10 e 10, grandi, e Rocco Barocco 8, bravi. Miglior squadra del torneo solo Veneziano e Nestorowski, che coppia. E allora ragazzi, però per esempio io per esempio vorrei cambiare ruolo, come si dice, 2 o 3 giocatori. Se lo faccio poi figura, no, non penso, sempre rispetto a Paul. Beh, questo primo anno io comprerei però solo 2 giocatori, Micro Machine e chi? Coso e Andrea Cannistra. Ok, quello no. Ok. Se si può, possiamo provare, così mettiamo Cannistra, potremmo metterlo mediano, così abbiamo un ruolo in più alla mediana. E invece, oddio, non mi ricordo già più. Che dovevo mettere? No, Fiore Cannistra, Oddio, no, Fiore non mi ricordo. E Micro? Abbiamo tanti ruoli coperti. Sidoti anche. Pensavo di farne 2 all'anno, cioè 2 all'anno però. Adesso è dura, adesso sono cazzi, perché... Paul, ma che tu vai in culo, perché ste robe? Cioè, adesso... Cioè, devo andare con quelli che sono stati più presenti nelle live, devo andare per quello. Diciamo che sono 3, Cannistra, Sidoti e Micro per adesso. Anche Giangrosso, cazzo, è vero, Dio Cristo. Allora devo fare tanto, la serie andrà avanti sicuro, perché possiamo già metterli su Telegram tutti e 4, però ne compro 2 oggi e 2 la prossima. Non posso fare altrimenti, 4 sono troppi. E poi comunque dopo saremo in tanti, però ragazzi, cioè, questo è un problema. Dopo qualcuno potrei anche venderlo, Fioi, perché... Togli Kino Belic. Ma dove lo tolgo ormai? Cioè, ormai in campo devo venderlo? Allora, Mencarelli dice Giangrosso e Cannistra. Sì, ma ragazzi, primo come li tolgo? Cioè, devo venderli, e secondo, si possono creare o no? Perché sta perdendo tempo per il cazzo. Non puoi mettere giocatori come. Vabbè, allora Bellic lo vendiamo. Appena scritto che puoi svincolarli, ok. Sì, ma avevo però mi stanno dicendo, uno mi dice sì, uno mi dice no, posso creare i giocatori o no? Alamos dice di no. Allora, io ci provo. Chi ha torto sta in panchina in Serie A tra Alamos e Paul. Che palle. Vabbè, svincoliamo chi non c'è mai, in caso li ricompriamo, così rendiamo anche reale tutto, perché non è... Cioè, ci deve essere anche degli acquisti, delle cessioni. Ok, vai. C'è anche Michele Francone, ragazzi. Vi prenotate. Intanto io pensavo di mettere Micro assolutamente. Tra Sidoti, Cannistra,
Francone là, quello che è da più tempo è Cannistrà, ragazzi, cioè il prossimo anno, cazzo, gli altri due, cioè tanto comunque vendo altra gente. Dopo tutti saranno in su Telegram e Barrett mi scrive, si doti, si doti. Non posso neanche leggerti, vai in culo. Vabbè, io ci provo, ma che sboros, no, Dennis non ti ho mai visto. Che furbo Alamos, che merda umana Alamos. Allora, crea giocatore. Allora, cominciamo con sicurissimo Micro Machine. Speriamo sia in chat. Micro. Michele Magon, ti ho visto sì, ma non quanto altri. Impostazioni base. Ragazzi, qualcuno sa le Micro Machine sono francesi? Che cazzo di nazionalità hanno le Micro Machine? Me l'ho cercato un attimo. Dennis, ma non mi ricordo, non ti incazzare. Vabbè, ti metto in lista, cioè, tanto faremo 5-6 stagioni minimo finché non vinciamo qualcosa, quindi ci sarai anche tu rimani qua, mi ricordo, ti cazziamo su Telegram e ci sei, dai, ho sempre accontentato tutti, cioè non voglio neanche leggere ste robe. Penso che pochi hanno fatto robe del genere come l'ha fatto il Cume. Sta lavorando, ho bisogno della nazionalità però, Americana, ok, grazie. Eccolo qua, sempre 19 anni perché anche noi abbiamo 19. Ok, allora, posizione registrata mediano, così ne abbiamo uno in più e ci facciamo fare mediano come registrata e giocabile mettiamo mediano e centrale, ok. Grazie ragazzi, abilitare un medianaccio, allora ne facciamo due, diciamo che nel ruolo che siamo messi, li faccio sempre comunque medi ragazzi, cioè, perché sennò, allora, Micro me lo immagino, vediamo il classico medianaccio, diciamo abbiamo Zincaro che è un po' tecnico e meno potente, Michelotto è meno tecnico ma più potente, e lo facciamo equilibrato. Ok, ora vediamo se riusciamo a farlo stare sugli 79-80. Dribbling 70, passaggio 72. Passaggio alto 70, finalizzazione 65, no, aspetta, equilibrato, scusate, 72, calci piazzati possiamo tenerlo basso, 60, effetto 70, colpo di testa non sarà altissimo, mettiamo 60, abilità difensiva mettiamo 80, quindi qua 75, recupero palla 78, potenza tiro 73, velocità 75, potenza dirompente 70, forse vediamo, controllo del corpo 80, controllo del fisico 80, elevazione 72, presa, difesa chi se ne frega, riflessi diciamo 80, copertura 80, resistenza sempre 80, piede debole, facciamolo bravo, lui visto che abbiamo col piede debole tutti scarsi gli altri due, forma fisica 6, resistenza infortuni massimo, quanto siamo? 78, la possiamo alzare ancora un po', ma facciamo anche l'offensiva 80 e ora possiamo mettere recupero palla 81, ancora cazzo, potenza tiro 75, velocità 80, ok. Ciao Pardo,
Ok, abilitare il giocatore, facciamo un mediano, bravo. Un marcatore. Spirito combattivo, me lo vedo così, micro. Stile di gioco, mettiamo onnipresente. Ok. Aspetta ragazzi, qua mi voglio sbizzarrire. Abbiamo... Allora, qua vabbè. Abbiamo un americano. Quindi... Sì, però... no, devo tenerlo bianco però. Facciamo così. Occhi. Vediamo un americano. Voglio farlo particolare, mettiamolo al classico americano che sta sempre il computer un po' stanco. Altezza occhio, colore verde. Ok, fronte e sopracciglia. Ok, bello cattivo. Dobbiamo ricordare a Micro che dobbiamo portarlo su. Chi lo sente, cazzo? Ok. Eccolo qua, super incazzoso. Un naso cattivo. Eccolo qua. Bocca. Allora. Ok. Barba. Vabbè, dagli altri mediani non mi ricordo se ce l'hanno. Facciamoli la barba. Ok. No, non serve, grazie. Altezza 3. Guante esci guanti. Guance. Ok. 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 Orecchie va bene. Capigliatura. Vediamo su speciale c'è qualcosa che può ispirare un americano. No. Lunghi. Ma perché? Ma scusa, ma non sono lunghi. Ah, normali, ok. Vediamo un attimo. No, non mi piacciono sti capelli. Allora... sono un po' indeciso. Capelli pazzi. Ma sono troppo ridicoli così. No, non possiamo, non possiamo. Allora lo facciamo il classico americano. Dai, capelli rossi, fanculo. Non è il classico americano, è più irlandese, però che spo. No. Vediamo. Ah, beh, potevo... Eccoli qua, perfetti. Questo è il nostro Fellaini. Molto bene.
Perfetto, eccolo qua Fellaini, però magari medi. Eccolo qua il Fella. Perfetto, medianaccio perfetto. Molto bene, molto bene, molto bene. La fascia, scegliamo un colore bello cattivo. No, non mi piace quella fascia, no. Ok, fisico. Facciamo 1,86 per 82. Stile divisa. Mettiamo allora questo che è la chioma così. Vediamo un attimo. Con quella chioma. Queste però le ha già qualcuno, no? Vediamo. Mi ispirano. Tutte rosse già ci sono. Belle queste. Ok, perfetto. Nastro a lui non serve. Guanti, sì, a lui li mettiamo. Neri. Scaldamuscoli no. Sempre corte. Anzi, sempre lunghe, uno così rimboccato. Lunghe, canottiera no. Movimento. Noi lasciamo i due, me li ricordo a memoria, quindi andiamo un po' a caso, tanto insomma gli angoli non penso che batterà tanti. Ciao Pardo. Ok, però ma peccato non aver micro. Speriamo sia contento, dai. Esultanza. Andiamo un po' a caso. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. No. No. Ok, ci sta, non sarà nessuno. Bellissima, perfetta. Ok. Ok. Perfetto. Ci devono uscire a comprarlo, però speriamo bene. Ciao Federico Bertolucci. E poi abbiamo detto il secondo. Il secondo sarà Cannistrà. Non ci sta. Allora, appunto, Cannistra. E i prossimi saranno Sidoti e Coso. E Giangrosso. I prossimi sembra. Se c'è diventato qualcuno, ricordatemelo. No, no, appunto, se rimaniamo tre. Rimaniamo tre. Il Cannistrà la metà trequartista. Ah, è Francone, giusto. Andate nella prossima. Sidoti nella prossima. Non ti arrabbiare, dai. Non ti arrabbiare. Ci sarai sicuramente. Sarai il primo acquisto. Sì, acquisto soprattutto. E ti mettiamo. Ti faccio anche forte, ok? Visto che ci tieni tanto, ti vedo, ti faccio anche forte il prossimo. Tanto 4-5 video. Ci sarà. Cosa ho fatto? No. Non preoccupatevi che ci siete anche voi. Ok, spero che si possa fare, io credo in voi, però. Postazione base, 19 anni, Cannistrà tipico italiano. Non ti preoccupare, Sidoti, ci sarai sicuramente. Dopo ricordatemelo, voi più siete nella live meglio è, chiaramente, quindi ricordatemelo. Allora, trequartista. Così diamo un po' di pepe a Eyman e Palla. Non lo so, lo teniamo un altro anno, Palla perché credo in lui, però... Palma, se non ti ho mai visto, o poco, se non mi ricordo. Trequartista, ok. Allora. Ok, abilità offensiva. Allora, questo lo facciamo. Il classico trequartista vecchio stile, cioè alla Rui Costa, lento, ma super tecnico e dal buon fisico. Allora, possiamo fare abilità offensive qua, controllo di palla 80, dribbling 85,
passaggio allo 0,80, passaggio alto 80, finalizzazione però la abbassiamo a 70, così se no si incazza. Calci piazzati 85, effetto 80, colpo di testa 60, abilità difensiva 65, recupero palla 65, potenza di tiro 70 perché era più comunque tecnico, velocità 70, potenza dirompente 70, controllo del corpo 70, fisico 70, elevazione 75. Dopo dovremo sentire a Canny Strafford ce l'ho che tra gli amici, spero. Riflessi 70, copertura 70, resistenza 80, frequenza piede debole 3, precisione piede debole 3, forma fisica 7, senza infortuni 2. Ok, vediamo quant'è, forse troppo forte. 81. 81. Vabbè, diciamo che il nostro giocatore no, troppo forte. Calci piazzato 80, dribbling 80. Ok, sì, giusto così, perché dopo, se no lo so, poi man comincia a scrivermi, sei uno stronzo, lo so. Ok, allora, tiro lontano, tiro di collo, colpo di tacco, Veronica e sombrero. Ok, stile di gioco, classico, numero 10. Benissimo. Aspetto, lo facciamo proprio alla Rui Costa, lo facciamo. Chiaramente da pochi non viene, a questo punto non ci ho pensato al fatto di svincolare. Rui Costa con il viso un po' allungato. Occhi. Ok. Altezza occhio, vediamo cosa combinano i nuovi acquisti. Sono proprio curioso. Facciamolo così, con l'occhio un po' smorto alla Rui. Ok. Va bene così. Lo facciamo così, se ok. Naso a punta. Ok. Non è proprio così, però vabbè. Labbra carnose. Sì, non sto facendo ricorso, sto cercando di farlo simile, ma è chiaro che non è facile. Cioè, ho poco tempo purtroppo, barba, sì. Allora, vediamo. Costava più il pizzetto, però. Tante volte, ok. Ok. Facciamolo, però mettiamo bello allungato, che ricostava il viso molto allungato. Ok, perfetto, così facciamo anche giocatori diversi l'uno dall'altro. Capigliatura chiaramente lunghi, ondulazione questa qua, con la riga no, normale, eccolo qua, accessori no, perfetto, benissimo, fisico, anche lui un bel fisicato, mettiamo magari un 84, che se no, ok, stile divisa, scarpe assolutamente queste, ok, nastro sì,
colore, no, mettiamo beige. Guanti del giocatore, sì. Ok. Questo se non lo compriamo noi, che ridere. Vabbè, è più bello. Corte, ok. Fuori, state corte inverno lunghe. Lunghezza calzini, così. Canottiera no. Movimento. Facciamo il 3. Lui le punizioni, anche calcio d'angoli può tirarli, quindi cerchiamo di... Bellissima. 4. Nessuno mi caga più ormai. Sì, comincio oggi. Ok, rigore 1, qua andiamo un po' a caso. Bellissima. Vabbè, partiamo tutte dal basso queste. Ok. No. 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 Questa, alla Ricky Kakà, perfetto. Ok. Perfetto, allora adesso speriamo che cioè, speriamo in Heyman. Preghiamo in Heyman. Se no ho fatto per il cazzo. Ai. Vai. E ci sarà qualche svincolato? Guarda, veneziano. Allora, vediamo adesso. Sono proprio curioso di vedere cosa ha combinato il buon Heyman. Allora, vediamo se ha ragione. E ha ragione Heyman, numero 1. E Paul Heyman c'è. Ammazza, oh. Signorà la squadra. Grande Heyman e l'altro. Quindi potete... Benissimo. Ci saranno molti acquisti, cessioni, riacquisti, cessioni, perfetto. Molto contento. L'altro non mi ricordo più. Micro. Eccolo qua. Yo, Ingat Sport 80. Ammazza, oh. Catroia. E a questi per la Serie A e ce li regaliamo. Ok, allora. Però cerchiamo più di svincolarli, di venderli. Dopo così li seguiamo. In caso dopo li ricompriamo. Magari li vendiamo alla Serie A. Allora, ci sono delle cessioni importanti. Allora, Gigi Palla e lo manderei in prestito. Lista dei prestiti. No, solo prestito per il momento Palla. Ok. Dopo lo riprendiamo. Poi ah cazzo, ma la proroga, speriamo, forse c'è la proroga, forse possiamo solo svincolarli. Niente, Kino Belic lo vendiamo. Ok. Trana mi dispiace perché viene sempre quando viene dall'Irlanda, è vero che viene poco. Anche lui in prestito intanto. Poi anche Pirchio in prestito. Ok. Anche Pirchio si è visto meno, giusto. E sai che il presidente cosa dice? Però cazzo è il presidente. Ok. Vai. Vediamo.
Venezia, che cazzo di partita è? Ma no, questa andiamo avanti. Non può... Chi sono? Muslera, sì, che figata! Vabbè, ma questa però, scusate, non ho voglia di farla, cioè, non esiste. No. Ho coglioni proprio. Salta l'incontro, ciao. Ok, 4-1, non è che vedere chi ha segnato, guarda, mi frega un cazzo. Un'offerta per Peri dal Corinthians? No, Peri per il momento lo teniamo. Anche se non si è visto molto. Se più, aspetta, se più non ha un altro nome però. Che potrebbe anche essere. Allora subito Paul che ha paura. Paul. Dai Paul, su, che cazzo. Ok. Ma dov'è Api? Cazzo è Api? Bene, bene, bene. No, non vado via, basta. No, neanche vi rispondo solo a Venezia, quindi neanche vi rispondo. Ma è andato via Api. Krasnodar vuole Eyman. Guardate la faccetta di Eyman, ragazzi. Che faccetta, Eyman. La faccetta di Eyman, signori. 81 c'ha Eyman, Megoglion. No. 83 solito veneziano. Mamma mia. Megoglioni. Ah, ok, grazie. Ok, poi siamo 131esimi via il Benevento, Crotone, la SPAL. E arriva Palermo, Venezia e Bari. Ok, ma sono arrivati i gioiellini o no? I nuovi due acquisti. Ok, 2 giocatori sono arrivati. Che vuole lasciare il segno, ma andrai via, vecchio mio. Boh. Eccolo qua, micro. E cannistrà i nuovi colpi di mercato. Se non vanno via, li riscindiamo, chiaramente. Insomma, spero di no. Nessuno mi fa offerte. Attenzione, offerte. Offerte in corso. La Dark Star 2000. No. Veneziano lo vuole. L'Ankara, Turchia. No. Pintus. Beh, direi assolutamente di no. Kino Belic. Benissimo. Accettiamo i te. Perché Belic va via per il momento. Lo seguiremo. Lo mandiamo al Bursaspor in Turchia. Quindi si fa le ossa di là. Visto che purtroppo non c'è mai. Si ritorna nelle live. Volentieri. Traina. Ma ah no, ma è prestito? Ingaggio? No, ok, opzione d'acquisto? No, sì, sarà sì, prestito va bene. Ok, Traina va in prestito. All'Hannover, Gigi Palla.
Ok, Gigi palla. Aspetta, ma... Ok, prestito anche lui. Al Club America. Ciao Gigi, ti seguiremo anche te. E Pirchio alla Chapecoense. Oh mio Dio, speriamo non prenda l'aereo. Vai. Ok, scusate, è una battuta stupida, lo so, ma era per temperare un po', scusate. Vanno in prestito, ragazzi. Allora, ricordiamoci di seguire Kino Belic al Bursaspor, che se torna nel live lo riprendiamo. Traina in prestito all'Hannover e Gigi palla. Ok. Il mercato è fatto. Mamma mia. Pirchio trasferimento shock. Mamma mia, Pirchio, sei solo in prestito, eh? Quindi non preoccuparti. Spera almeno, perché mi fa un po' paura questa cosa. Perché non ci sono? Perché non ci sono? Eyman, dammi una mano. Dove posso trovarli, Eyman? Sì. Eyman, aiutami. Ah, il giocatore è attualmente in prestito, vabbè. Ok. No, Paul, non dire cagate, vedi che ti ho umiliato, rincoglionito umano, il giocatore è attualmente in prestito. Quindi ho ragione io. Ho beffato Eyman, quella merda di Paul Heyman, l'ho beffata un'altra volta. Quella merda di Paul Heyman, l'ho beffata un'altra volta. La 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 ta 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 ta. Ah, ok, ci sono anche qua, perfetto. Sono anche qua, hai visto che Paul pensa che ha venuto i giocatori. E quando Paul è rincoglionito, e quando Paul è rincoglionito, e Paul è rincoglionito. La la la. Ok, perfetto. Perfetto. Speriamo possano far bene. Guarda, ma se vado, ecco, Paul, visto che sei una merda umana, se vado in nazionale, come si dice, posso giocare con le squadre di club? Ma guarda Paul, guarda che incredibile Paul, dopo che tutto quello che faccio per lui, che è il boss del canale, il più coccolato, gioca di merda, lo tengo stesso in campo, mi risponde così. Che merda umana, proprio sardo, cazzo. Proprio sardo. Vediamo. Ok. Vabbè, però non vado qua, andiamo all'Italia, chiaramente. O Giamaica, perché vincere qualcosa con la Giamaica di Terence molto volentieri. Ma attenzione, faida tra il Cume e Heyman. Faida tra Heyman e il Cume. Il problema è che il Cume ha sempre ragione. Il Cume ha sempre ragione. E invece Heyman ha torto, perché ha fatto una stagione deludentissima, cazzo. Bravissimo Giangrosso, vedi Giangrosso, già pronto per il prossimo anno Giangrosso. Ho detto io che Giangrosso.
Invece Heyman è così, Heyman vuole tutti i diritti, chiaramente, è così. Questo è Heyman, signori, nel bene o nel male, un bravo ragazzo, può fare tutto Heyman, però... Oh, Emanuele Peri, bravo. Va bene, guardate. Allora, vamo. E dopo nella fogna. La mia squadra, allora vediamo. Ciao Alessandro, ciao. Ti è scritto che ho venduto Pirchio, ma... Ok, Pirchio... Ah no, cazzo, porca puttana, Pirchio l'ho venduto. Non capisco il perché, sinceramente. Boh, questa non la capisco, sinceramente. Sì, c'è un esordio. Vabbè, Pirchio, ora devo scrivermelo, però. Arrivo subito, ragazzi. Facciamo solo la prima partita, poi si chiude, arrivo subito. Eccoci qua, scusate. Allora, abbiamo messo Pirchio alla Ciape, Coense e Belic. Lui però ha venduto, va bene. Belic all'Ankara, mi sembra. Vediamo, non ricordo più. Aspetta un attimo. Invece quelli in prestito li possiamo seguire tranquillamente. Vabbè, perché mi sono sbagliato, non so perché. Bellic. Kino Belic al Bursaspor. Ok, perfetto. Bursaspor. Boh, perfetto. Cosa ha fatto? Dai, sentiamo Paul come mi offende. Ma sì, stiamo scherzando, è chiaro. Boh, perfetto. Ok ragazzi, dai, prima partita in Serie A. Per le nazionali vuole la Giamaica, cazzo. Niente da fare. Vai. Si conferma. E si comincia la prima giornata, speriamo con una squadra non impossibile. Poi vedo fame con che fame, cazzo. Guarda il Duca. Che Duca, signori. Che Duca. Vediamo chi mi fa seguire. Terzini destri, secondo me. Cioè, che è uno dei ruoli migliori. Ma che cacchio sta a dire? Oh, ambe di questa. Oh, ambe di questo. Boh. Sassuolo Venezia, si parte al Stadium. Ok, abbiamo ancora sessioni che non facciamo più sessioni perché non capisco perché, però ho messo in prestito. Si vede, devo controllare. L'unico che non ho controllato è Fatalità. Mito al Santos Lugana. Tutte squadre di merda. Alerek al Panathinaikos. E bravo Alerek. Bode al Kashima Antlers, fioi.
Nicolo Pardo al Penarol. Al Penarol. Sì, il Penarol. Ok. Gestione squadra. Allora, si comincerà così. La titolare, chiaramente non possiamo dimenticare chi ci ha supportato. Ok. Poi mettiamo Pintus. Come è già in forma, cazzo. Apicella, Gervasi, Michelotto. Il grande dilemma, non potrò mai comprare ali perché ne ho troppo forti. Cioè, sono due forti, cazzo, ormai. A parte Mencarelli, che però lo tengo perché c'è sempre il Menca. Micromedia, no, dobbiamo dare chi ha fatto le cose, dobbiamo dare a loro il premio, stiamo scherzando, con calma entreranno Canistrai e Mirko. L'unico dubbio è Beck Terence. Allora, abbiamo comprato Canistrai e Micro, un mediano e un trequartista. Canistrano trequartista tipo Rui Costa, Micro è un mediano dei piedi buoni ma anche molto difensivo. E abbiamo venduto in prestito Gigi Palla, Traina e anche in realtà Pirchio, anche se non è in prestito, però ho sbagliato io, dopo lo riprendiamo e lo mandiamo in prestito il prossimo anno. E Bellic invece per il momento ho venduto, che non c'è mai, vediamo. No, non ci credo. No, c'è Pirchio, non che credo. Pirchio è stata fatta una cagata, adesso ti spieghiamo tutto, Pirchio. Allora, in pratica, quelli che si sono collegati meno negli ultimi tempi, volevamo mandarli in prestito. Ha fatto il prestito anche per te, solo che il tuo non era in prestito, è stato venduto da Chapecoense. Quindi sei in prestito, il prossimo anno ti ricompro. Quindi questo è stato l'errore purtroppo che ho fatto, ti chiedo perdono, cazzo. Cioè, purtroppo non posso più ricomprarti adesso, cioè, devo aspettare forse gennaio. Quindi ecco, questa è la realtà. C'era Chapecoense, quindi insomma, vabbè, hai già capito, insomma. Mi dispiace troppo. Ok, mi dispiace Pirchio. Viaggi in nave, no, mi dispiace cazzo, cioè, stai scherzando? Boh, Pirchio alla Chapecoense, insomma, dai, vabbè, vai. E andiamo, debutto. Si parte così, ragazzi, si parte così. Polemangai è un po' in ansia perché è arrivato un trequartista dei piedi buoni. Vai, anche se in realtà Eyman è più forte tecnicamente. Benvenuti a questo giorno che apre il campionato. E inizia la Serie A, Sassuolo-Venezia. Prima di questa gara, Sassuolo e Venezia, è tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. C'è tensione nell'aria, ragazzi. E Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? E a casa? Sassuolo e Venezia. Dai, raga, chi sarà? Quale sarà il primo gol in A? Il primo gol in B l'ha fatto Barocco. Vai! Tutto pronto? La sfida può avere inizio. E si parte. Darkstar Fioi. Darkstar hai finito bene la stagione, solo qualche piccolo errore. Sei no, mito. Gol subito. Mamma mia. Fioi, ci siamo risvegliati dalle mitiche cose fatte in Serie A B. Subito a Biondini. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Mamma mia, che inizio da incubo. Raga, la promozione, la salvezza non sarà facile. Vai, Alexandro. Il Bode. Vediamo Eyman in Serie A cosa combina. Eyman sente la pressione, l'ho pungolato apposta Eyman. Mi sono incazzato con Eyman, apposta, porca miseria, quanto voglio bene ad Eyman. Lui neanche non sa quanto voglio bene a Eyman. Lui non ha ben capito che io lo volevo come leader incontrastato. Lui è lui che ha inventato lo zoccolo duro, proprio Paul Eyman. Mi dispiace vederlo così. Il pallone. E lui non capisce. C'è la palla lunga in avanti. Speriamo che questo acquisto alla tre quarti sia un po', si svegli un attimo, perché ha fatto comunque una stagione non positiva. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Si riassume Michelotto, lo so che Michelotto può tutto. A dirgli due parole. Ti prego, Alexandro ha promesso una gran stagione in A,
Il Venezia Michelotto. non è promossa, Luca. Sì, è chiaro. Michelotto non ha paura dell'acquisto di Micro. Ha detto, io sono il più forte. Michelotto arrogante per la prima volta. Quei famigerati 40 punti che poi ti permettono di affrontare il resto della speriamo. stagione. Apicella, eccolo qua il presidente. Grandi acquisti per il presidente Micro e il buon Cannistra. Il Bode che dura, ragazzi. Alamos, bravo, peccato. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno siamo partiti male anche nella prima DB con un pareggio con gol. Terence. Bella apertura. Attenzione il Cume, la perde. Palla allontanata senza troppi complimenti. Michelotto. Matri provano a partire in velocità. Può andare. Bravo Apicella. Sugli spalti e Michelotto. sono anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensare. Il rumeno. Non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Tocco morbido. Vai ragazzi, vai. Bravo Gervasi che ha cominciato l'anno in B da fenomeno, anche meglio di Apicella. Il Bode. Riceve il passaggio. No, ridarla subito. Il Sassuolo si salva in questa occasione. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Paul Heyman. Prova un traversone dalla tre quarti. Vuole la profondità. Vai Bode. La mette in mezzo il Bode, è difficilissimo ragazzi, vedo sempre una differenza abnorme. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ah, brutto errore del rumeno. Però recupera molto bene, li perde di sfiga. Va bene comunque, dai. Hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Inizio difficile in questa Serie A. Michelotto. Giocata nello spazio. Matri cerca spazio. Sulla fascia, è libero. Ecco che parte il cross. Dovevano portare più uomini in area per rendersi pericolosi. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Comunque dobbiamo seguire i giocatori che abbiamo dato in prestito, perché se fanno bene li riprendiamo. Lancio sulla fascia. La mette sulla fascia. Vai come una bella sponda. Non bene, non bene. Fesci Brescia neopromossi, mamma mia. No. Non ha dubbi, calcio di punizione. Matri. Grande Mito. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Comunque ragazzi, dopo torniamo alla partita, per rendere tutto molto più reale, cioè anche dei senatori possiamo mandare in prestito, cosa se fanno stagioni negative o robe, proprio per rendere tutto reale. Io spero di non vedere nessuno che si incazza una roba del genere, anche il Cuba se fa male può andare in prestito, cioè nel senso non c'è nessun problema, io penso così sia ancora più bello. Dopo lascia a voi. O se qualcuno mi chiede che vuole andare via perché vuole vedersi in un'altra squadra, lo stesso. Palla in out, spero possa piacere perché sennò deve esserci anche la realtà un po'. Vai Heyman. Alamos. Attenzione il rumeno, peccato. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Devono continuare a siamo in soggezione, sì. Insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Nessuno mi ha risposto però. Da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Vai Pintus. Ora non può più permettersi. Bravo Pintus. Il come ci prova, non ci arriva. Deve fare molta attenzione. Ottimo disimpegno, la spazza via. Niente da fare, non passa. Non è fallo. Passaggio in avanti. Ma com'è? Palla larga in profondità. Maurizio Michelotto.
Prova il traversone. Bravo Maurizio Michelotto, vedi, non ha paura di... Non ha paura il Bode. Il Bode! Ma non ci credo. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione. Ciao Alexandro. Ha avuto un tempismo perfetto nell'azione che l'ha portato solo davanti al portiere. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. No, mi spiace per Pirk perché l'ha venuto in prestito, perché l'ho visto poco e era molto coperto dai difensori. Però non vedo l'ora di ricomprarlo per andarlo in prestito. Il Bode ancora! Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima ragazzi, sì, faccio solo questa, certo, raga. La difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque... Perché se avrei una voglia di giocare. E non può riposarmi perché domani si torna al lavoro. Sono stanchetto anche perché... Biondini cerca il pallone filtrante. Non è facile parlare per più di 3 ore con la tosse. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Bella palla, ad allargare il gioco. Tra un po' proviamo i 2 acquisti, Alexandro, bravo rumeno. Peccato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla in profondità. Attenzione bellissima, Alexandro. Alexandro, Ottimo peccato. disimpegno, fondamentale. No, vabbè, lo so. Eyman, dai, Eyman, pennellamela. Perché là? Boh. Ottimo l'intervento che allontana. Terence. Tega il duro ma efficace. Allora, facciamo un po' di cambi. Allora, Eyman ha monito quando? Boh. Proviamo Cannistra. Micro Machine. Cannistra come soprannome è il maestro, chiaramente. E mettiamo Ale Isbeck per un Terence un po' in ombra oggi. Ma Terence è un diesel, lo sappiamo. Vai. Vai Rumeno. Mi debutta con il gol. No. No. No, poteva essere la rinascita mostruosa di Alexandro, palo e dopo porta vuota la prendono. Le profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così Non tanto agli ci avversari. credo, non ci credo. Riescono a mettere fuori. Pintus. Francesco Acerbi, la gioca in profondità. Non ci credo. Grandissimo Gervasi. Alice Beck. Vuole la profondità. Il Cume. Occhio al tiro. E c'è il gol del veneziano! Ed è lui Serie A! È lui Serie A! Non ho visto di che l'assist, ma il Cume la mette! Una conclusione assolutamente 1-1. Vediamo l'assist di Credo chi che è. non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Assist del rumeno. Che inizio! Poi non ascolto neanche la tua richiesta di prestito, devi reagire. Adesso vabbè, non hai giocato male, nel senso non capisco la munizione che me la ricordo. Una situazione di parità. Sono di nuovo Ma il in parità. rumeno, che Sarà interessante debutto. vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. E intercetta opportunamente. Apicella. L'azione era pericolosa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Stiamo attenti, va Qui non benissimo è che il stato pareggio. sufficientemente Sassuolo, preciso Mito! nel passaggio. Grande Mito, sopra il numero 6 non si può vedere, devo cambiare i numeri. Apertura Si può. ben calibrata. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante, sì, sarà solo rimessa da fondo. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Marcazione, ecco Micro, primo pallone per Micro. È Micro che sente la pressione di un Michelotto molto gasato. Michelotto ha detto sono io che ho portato il Venezia in A, quindi non rompete, sono io titolare. Dichiarazioni di Michelotto di 10 secondi si fa. fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a Pintus, verticalizzare Apicella. e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere Veneziano, cauti. bellissimo, peccato. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo. Vediamo se il ruolo di trequartista è un ruolo maledetto. Attenzione, dichiarazioni strane di Eyman. Matri. Vuole andare in prestito Eyman, il problema è che ho solo 2 trequartisti a parte Alexandro. Pallone basso in Non aria. posso adesso, vecchio mio. Allora Eyman, prossimo anno, perché adesso ho già dato palla, cazzo, potevi dirmelo prima, no? Cannistra. Sbaglia Cannistra.
Gervasi. Alfred Duncan, un po' di confusione. Forza. Alfred Duncan. Vediamo questi due acquisti. Palla alta sulla fascia. Prova a saltare il centrocampo. Palla giocata alta sulla fascia. Chi è che avverte Micro e Cannistra, cazzo? No! Brutto errore di Alamos. No, Alamos no. Mamma mia, grandissimi. Sia Gervasi prima e Apicella dopo. Dopo aver perso palla in maniera incredibile. È stato molto attento a qua decide anche però l'allenatore. Per il momento Eyman ti voglio in squadra, non esiste. No! Per poco autogol del Cume, mamma mia. La generosità che ha mostrato ho 60 in difesa Cannistra. dimostra che è un attaccante davvero completo. Alex Beck, dai Ale, il gol all'90° sarebbe la cosa più bella del mondo. Vai Ale, Ale entra in aria, Ale entra in aria. Non ci credo. Alexandro Veneziano, non ci credo, non ci credo, non ci voglio credere. Non ci credo. Matri. Micro, fallo. Non ci voglio credere. Che bell'inizio però. Il Bode. Mette il fisico non ce la fa il Bode. Finisce qua 1-1, bellissimo pareggio al Mapei Stadium. E finisce Luca con il pareggio, risultato complessivamente accettabile per cominciare la stagione. Beh, no, Polale è troppo basso. Senza infamia e senza lode. Alla prima di campionato si può Secondo capire, me. però nelle prossime partite avremo modo di scoprire il vero valore di queste due squadre. Finisce qua, purtroppo una voglia di giocare. Però sono stanco, Fioi. Bene, il Palermo godo, il Palermo perde, il Bari perde, l'unica non promossa a fare punti. Il Milan perde col Verona, perfetto, quindi si chiude alla grandissima il tutto. Buon Venezia, buon punto, l'Inter vince, Lazio vince, vincono le grandi a parte il Milan, quindi tutto regolare. E niente, è stata una live bellissima. Mi dispiace per Pirchio, ritornerà sicuramente in squadra. Belli ce l'abbiamo venduta per il momento perché veramente non c'è mai. Ci sono 39 punti. E niente, insomma, un ringraziamento a tutti. Ci sentiamo, spero, domani. Domani c'è anche un video di Formula 1 che l'ho già registrato, quindi se seguitemi su Formula 1 che ci tengo, una serie che sapete che ci tengo tanto con la Panterona, quindi... E niente, insomma, così, raga, è stato bellissimo. Non siamo finiti in tendenza, non lo so, non penso, però peccato. Però siamo in Serie A e questo è quello che conta. Abbiamo comprato anche 2 giocatori nuovi, bisogna capire come avvertirli. Grazie a Picella, Picella è più che un presidente, è qualcosa che va al di là. È già eguagliato il Benevento, sì, stiamo zitti. Grazie Joe e Black Knight. Joe Black Knight, se fai tante live consecutive, visto che penso che insomma sei abbastanza nuovo, non ti ho mai visto, chissà che magari un giorno sarai anche tu un Joe Black Knight della squadra, magari. Ecco, un Joe Black Knight me lo vedo ala, però vi avverto, quindi potrebbe essere un rischio per gli altri. Come ho fatto le telegrafiche, Patch, grazie al mio amore Paul, che adesso scrivo anche su... scrivo in privato perché secondo me Paul è un po' dispiaciuto perché sta giocando non bene. Le do un bacino in privato e basta scaricare la smoke patch di PES 17 e PES 18, sempre tutte e due. Niente raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima. Siete mitici, siete qualcosa che ripeto va al di là. Abbiamo fatto i 3 salvataggi mitici, ok, li ho fatti. E niente, un saluto a tutti, specialmente a Paul Heyman, che è l'uomo più bello della live. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao.